Busta con proiettili al sindaco di Montevago, allarme di Addio Pizzo. Termovalorizzatori in Sicilia, 7 aziende in corsa, ma si allunga la schiera dei no. Avrebbe compiuto atti sessuali con la propria nipote di 6 anni, mostrandole anche le proprie parti intime e materiale pornografico. È stato arrestato. Seminari per i docenti della Sicilia. Si avvicina San Gerlando, santo patrono di Agrigento. 100 anni fa nasceva Francesco Renda, politico e storico di Cattolica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Intimidazione per il deputato dell'Ars e sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo. Le è stata inviata una busta con 2 proiettili, una santina della Madonna delle Lacrime e una foto di Papa Francesco con una bambina in braccio. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Una busta contenente 2 proiettili è stata recapitata nella giornata di ieri al sindaco di Montevago e presidente della commissione salute all'Ars, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. La busta, con all'interno un santino della Madonna delle Lacrime e una foto di Papa Francesco con una bimba in braccio, è stata consegnata dal portalettere nella giornata di ieri al comune. Il sindaco, nella giornata di ieri pomeriggio, dopo aver visto il contenuto della busta, ha denunciato il fatto alla locale stazione dei Carabinieri di Montevago. Numerose e tante le attestazioni che sono arrivate all'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, come ad esempio quella del presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, del consiglio direttivo, del direttore, del personale tutto, che esprimono piena solidarietà e vicinanza alla vicepresidente dell'AICA per l'ignobile gesto di viltà subito. Altra attestazione arriva da parte dell'onorevole Claudio Fava, nella qualità di presidente della Commissione parlamentare antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, come afferma che a nome mio e personale dell'intera Commissione voglio farle arrivare il nostro affetto e la nostra preoccupazione per quanto le è accaduto. Sono certo che magistratura e inquirenti, continua Fava, sapranno dare luce presto e bene su queste minacce. A Margherita La Rocca Ruvolo va anche la solidarietà del gruppo parlamentare del PD all'Assemblea regionale siciliana, dove scrive nel comunicato stampa: va la mia solidarietà personale e quella dei deputati del gruppo PD e Giuseppe Lupo, capogruppo del Partito Democratico, a proposito delle intimidazioni rivolte al sindaco di Montevago. Solidarietà arriva anche dal consigliere comunale capogruppo di Forza Italia al comune di Agrigento Simone Gramaglia, che rivolge solidarietà e sostegno verso l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, destinataria di 2 pallottole recapitate dentro una busta. Gramaglia afferma: vili atti come quello commesso non scoraggiano affatto l'amica e collega di partito, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, a proseguire il suo impegno politico alla regione e amministrativo quale sindaco di Montevago. Solidarietà arriva anche dall'onorevole Giusi Savarino, portavoce di Diventerà Bellissima, che afferma come: a nome mio personale del movimento Diventerà Bellissima, alla collega Margherita La Rocca Ruvolo per la minaccia recapitata al suo comune di Montevago, mi auguro che gli inquirenti facciano presto luce. Anche il gruppo parlamentare dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle esprimono solidarietà alla collega deputata La Rocca Ruvolo, vittima di un vile gesto intimidatorio, dove va la più nostra ampia solidarietà. Fatti come questo, continuano i 5 Stelle, non devono scalfire la tenacia e la determinazione dei rappresentanti delle istituzioni nel perseguire la legalità e il bene comune, valori di cui l'onorevole La Rocca Ruvolo, siamo certi, continuerà ad essere coraggiosa e validissima interprete come deputata e come presidente della Commissione Sanità all'Ars. Il costante e proficuo impegno politico della collega onorevole Margherita La Rocca Ruvolo non sarà minimamente scalfito e scoraggiato dal vile gesto perpetrato nei suoi confronti. Così il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, che interviene a seguito dell'intimidazione subita dalla presidente della Commissione Sanità Margherita La Rocca Ruvolo. L'onorevole Gallo aggiunge: a nome mio e di tutta Forza Italia Agrigentina rivolgo un forte abbraccio di solidarietà all'amica Margherita, rinnovando le stima, fiducia e incoraggiandola a proseguire il proprio lavoro nell'interesse delle comunità rappresentate. Purtroppo, continua l'onorevole Riccardo Gallo, in Sicilia l'incarico politico e amministrativo è ancora oggetto di tentativi di condizionamento che, respinti, si trasformano in minacce e intimidazioni.
l'onorevole La Rocca Ruolo, con la quale abbiamo condiviso iniziative di governo, ha tutte le doti umane e le capacità per reagire e riprendere il cammino ancora con maggiore determinazione verso i migliori traguardi possibili, conclude il comunicato dell'onorevole Riccardo Gallo di Forza Italia. Termovalorizzatori e scontro sugli impianti in Sicilia, attacchi a Musumeci, il servizio di Francesco Milano. Si accende la miccia politica dopo la conferenza stampa in cui Nello Musumeci ha annunciato che 7 aziende sarebbero disponibili per realizzare 2 termovalorizzatori in Sicilia, al termine del primo mandato esplorativo regionale che ancora non si è concluso. Il primo a prendere di petto la questione, contestando le mosse del presidente della regione, è Claudio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia, nonché candidato governatore alle prossime regionali, che afferma: gli inceneritori così cari al presidente della regione Nello Musumeci non servono a nulla se non ad alimentare il business dei signori dei rifiuti. Critiche anche dal segretario regionale del Partito Democratico della Sicilia, Anthony Barbagallo. Un governo alla deriva, scrive, in esercizio provvisorio permanente, che anche sui rifiuti va avanti solo con annunci che non hanno alcun aggancio con la realtà dell'isola. Nettamente contrari anche i 5 Stelle dell'Ars, con in testa il capogruppo pentastellato di Palazzo dei Normanni, Nuccio Di Paola, che afferma: campagna elettorale di chi ormai sente franare il terreno sotto i piedi, fatta tra l'altro in un mare di contraddizioni. La difesa di Musumeci. Siamo sulla buona strada per liberare la Sicilia dalla schiavitù delle discariche, una situazione che rese ancora più pesante per la contiguità con ambienti spesso mafiosi e spregiudicati. Gli obiettivi per liberarci dal problema rifiuti in Sicilia sono 2. Da un lato aumentare il più possibile la raccolta differenziata, dall'altro tutto quello che è indifferenziabile farlo diventare materia prima per produrre energia, per produrre calore. Avviene in ogni parte d'Europa, speriamo ci si renda conto che dobbiamo farlo anche in Sicilia. Con noi e con l'impegno di tutti i sindaci la raccolta differenziata è passata dal 19 al 47%. Davvero vogliamo ringraziare i cittadini e le amministrazioni comunali. Rimane una quota importante che dovrebbe andare a finire nelle discariche e siccome abbiamo trovato in Sicilia 511 discariche non ce lo possiamo permettere più questo lusso. 2 termoutilizzatori consentiranno di produrre ricchezza, quindi energia, e di evitare di creare ancora discariche. La procedura è avviata, speriamo si concluda presto. Chiaramente ancora non raggiungiamo l'obiettivo del 65%, il fatto che da 18% siamo già al 47%, questo chiaramente è un indicatore chiaro, concreto di un percorso avviato e che dobbiamo sostenere. E proprio negli ultimi mesi il fatto che le 3 città metropolitane abbiano anche cambiato un po' la loro politica e hanno incrementato la differenziata ci fa ben sperare. Atti sessuali con la nipote di 6 anni, arrestato il nonno Arturo Cantella. Nella giornata di ieri i carabinieri di Sciacca hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Sciacca dal GIP del locale tribunale nei confronti di una persona di 68 anni, residente in provincia di Trapani, con un'accusa grave: avere compiuto atti sessuali con la propria nipote di 6 anni e averle mostrato materiale pornografico. La storia viene alla luce lo scorso 24 agosto, perché la piccola confida quel giorno ai genitori che erano andati a riprendersela dopo averla affidata al nonno, che quella stessa mattina lui le aveva fatto vedere dal suo telefonino delle fotografie di uomini e donne nude che facevano l'amore e l'aveva mostrato nel bagno di casa, addirittura le proprie parti intime. La bambina racconta inoltre ai genitori altri particolari avvenuti l'anno precedente quando il nonno l'aveva molestata. A quel punto i genitori della bimba si rivolgono a una psicologa per farle valutare la storia e poi, credendo alla versione della piccola, nell'autunno del 2021 decidono così di raccontare tutto ai magistrati della Repubblica di Sciacca. La bimba, davanti agli psicologi nominati dall'autorità giudiziaria, ricostruisce con lucidità i comportamenti del nonno, descrive fatti e particolari in maniera precisa e puntuale. Partono così le attività investigative e i risultati degli accertamenti consentono di appurare che nei 2 smartphone dell'uomo vengono trovati link
riconducibili a siti pornografici e con una cronologia delle ricerche via web di uno dei due apparati, confermando la versione della piccola il 24 agosto 2021. Su quel telefono sono scorse le immagini di video pornografici, in cui contenuto corrisponde al racconto della bimba. All'esito delle indagini compiute dai carabinieri della Repubblica di Sciacca, come già detto, il GIP richiede la misura cautelare in carcere per l'uomo. Ubriaco alla guida in lontananza vede il posto di controllo della polizia e inverte la marcia imboccando la via Crone ad Agrigento contromano. Una condotta che non è sfuggita ai poliziotti della sezione volanti della questura che dopo aver inseguito l'auto l'hanno bloccata. A bordo c'erano due 22enni agrigentini, uno dei quali sottoposto all'etilometro, risultato avere un tasso alcolico di 1,5 grammi per litro. Pertanto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata sospesa la patente di guida. Covid, il commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia, traccia un bilancio e fa delle raccomandazioni perché continua a scendere il numero di vaccini. Vediamo. Metà febbraio il resoconto della nostra situazione sia vaccinale che di Covid nella nostra provincia mi fa pensare a un'unica raccomandazione: non abbassiamo la guardia, perché siamo in una fase in cui sembra che ci sia stato liberi tutti, però vi accorgerete da quello che vi diciamo che la situazione del Covid non solo in provincia di Agrigento ma in tutta Italia non diminuisce, se non per un fisiologico effetto di quelli che sono stati i vaccini e che quindi ci hanno portato a essere in una condizione che ci consente di guardare avanti non con pessimismo ma con realismo. Vi dico subito che la nostra regione in questo momento è al primo posto in Italia per numero di positivi e quindi i contagi continuano a mantenersi a un certo livello. Nella nostra provincia di Agrigento ancora non siamo scesi al di sotto delle 3 cifre, perché ne abbiamo 300-500 casi positivi al giorno, quindi sono numeri importanti che poi, come sapete, hanno refluenza per quanto riguarda il contact tracing, quindi il tracciamento dei positivi con tutto quello che ne consegue per gli eventuali isolamenti altri. A questo proposito troverete in coda all'appuntamento di oggi una tabella che vi aiuta un po' al comportamento sia per le quarantene che per gli isolamenti da parte delle persone che sono positive. Però vi dico subito e anche velocemente quella che è la situazione dei nostri ospedali, che continua a ricalcare quello che vi ho detto all'inizio, che la presenza del virus è ancora nella nostra provincia appunto presente. Abbiamo nella rianimazione di Agrigento 5 posti su 4, quindi siamo al di là della capienza che noi avevamo destinato, mentre invece a Ribera la situazione è con 8 posti liberi su 10. Stessa cosa per quanto riguarda sia la medicina di Agrigento e quella di Ribera, abbiamo 5 posti su 30 ad Agrigento liberi, quindi 25 occupati, quindi capite bene cosa voglio dire, e 32 posti su 42 a Ribera in medicina, quindi ovviamente i nostri reparti ci impegnano ancora in maniera considerevole. Passo subito ai vaccini perché lì è il punto fondamentale. Continua a scendere il numero di vaccinati, io continuo a girare gli hub e vedo che le persone sono sempre di meno. Questa settimana voi vedete che noi abbiamo fatto solo 11.250 vaccini. 11.250 sono un numero, diciamo, abbastanza, considerando tutto, le terze dosi, le seconde dosi e le prime dosi, su quali mi soffermo un attimo in più, sono arrivate a 1.100. Sono altri 1.100 Novax che si sono convinti, però ricordate 6.000, 4.000, 5.000, 2.000 settimana scorsa, 1.100 questa settimana, quindi vuol dire che ancora oggi la resistenza si mantiene e noi non riusciamo ad avere altri modi se non portare le vaccinazioni quanto più possibile in prossimità. Continuiamo a tenere aperti gli hub, gli altri punti vaccinali che ci consentono di andare diciamo in prossimità alle vostre case, però i numeri diventano adesso, oserei dire, anche risibili. Come ancora peggio la vaccinazione per i bambini, perché il numero di bambini questa settimana
abbiamo 4 giorni su 7 che sono scesi al di sotto dei 200, 105 nella giornata del 16 febbraio, quindi anche per i bambini in tutta la settimana abbiamo avuto pochi vaccini. Questo non ci fa sperare bene, se non nel fatto che adesso noi abbiamo la stagione che si allarga un pochino come tempo, come sole, come possibilità di stare all'aperto, e questo ci aiuterà ovviamente, però non vorremmo, questo significa che dobbiamo fare qualcosa perché questo non succeda, che l'anno prossimo, cioè nel prossimo autunno, noi ci troveremo con una quinta ondata che vorremmo sinceramente evitare. Per fare questo sapete bene quello che dovete fare, io vi faccio la raccomandazione: è vero che dall'11 febbraio all'aperto non ci sono più le mascherine, l'obbligo di mascherine, però ricordiamoci che il principio della protezione della mascherina, della reazione, dell'igiene per le mani e tutte le misure preventive che voi avete conosciuto fino adesso valgono sempre, quindi partiamo dal presupposto che il virus è in mezzo a noi. Come facciamo a proteggerci? Abbiamo la mascherina FFP2 che quando ci troviamo in un dialogo, in un momento anche conviviale, riusciamo a parlare con amici, a stare assieme, utilizziamo la mascherina, non ci costa nulla, tra l'altro ci siamo abituati adesso ed è uno degli strumenti fondamentali assieme a tutti gli altri che ci può consentire di non incappare nuovamente in una quinta ondata che ci vedrà con numeri importanti. Ovviamente nell'arco dei successivi incontri che noi avremo proveremo ad approfondire il fatto dell'endemia, cioè che cosa significa avere un virus in mezzo a noi in una condizione non di emergenza, ma in una condizione di vita, diciamo di vita comune, di vita corrente. E su questo spenderemo un po' degli appuntamenti successivi per far capire alle persone quello che si può fare per evitare che questa cosa si concretizzi in malattia, in ricoveri e, non voglia Dio, mai in morti. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Le rubano l'intera borsa contenente il portafogli con documenti e soldi contanti per circa 200 euro, spaccando il finestrino della sua auto che aveva parcheggiato lungo Viale delle Dune per andare a fare jogging. È accaduto lo scorso pomeriggio a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. A denunciare l'episodio una trentenne agrigentina che al ritorno in auto dopo la corsetta ha notato il vetro della macchina in frantumi. La borsa non c'era più, così ha chiamato la polizia con gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento che hanno già avviato le indagini. È possibile che qualche telecamera abbia ripreso l'azione criminale. Stabilimenti balneari, nuove concessioni e regole dal 2024. C'è servizio. Dal prossimo 2024 anche a Palermo le concessioni balneari, come del resto quelle dell'intero paese, dovranno essere affidate tramite gare pubbliche. Così anche la costa di Mondello sarà oggetto di un bando con la italo-belga che da oltre 110 anni gestisce gran parte della spiaggia bracciata sul lato da Monte Pellegrino, chiamata a misurarsi con le altre offerte che arriveranno. La Sicilia infatti si allineerà a quanto stabilito dagli emendamenti al DDL concorrenza che introducono la riforma delle concessioni balneari a cui il CDM ha dato il via libera. Il governo ha preso atto di una recente sentenza del Consiglio di Stato arrivata a distanza di oltre 15 anni da quando nel 2006 la Commissione europea con la direttiva denominata Bolkestein impose agli Stati membri di mettere a gara le concessioni pubbliche anziché assegnarle senza un termine. Ci eravamo già adeguati a quanto stabilito a livello nazionale nella legge di stabilità 2018 dall'allora ministro Centinaio con le estensioni fino al 2033 e lo stesso si farà adesso. La Sicilia è sì una regione a statuto speciale, ma io non conosco un dirigente regionale che firmi una concessione balneare che non si adegui alle norme nazionali, chiarisce Toto Cordaro, assessore regionale al territorio e l'ambiente. Detto questo, secondo Cordaro, il provvedimento adottato da Roma ci appare iniquo perché, seppure sia condivisibile, dice, la bontà del principio dell'evidenza pubblica non si tiene conto della storia degli investimenti fatti dagli attuali concessionari né del percorso di qualità che in Sicilia avevamo intrapreso, ad esempio, con il rinnovo delle certificazioni antimafia e con l'incasso di tutti i canoni che hanno generato un introito di ben 15 milioni di euro per la regione siciliana. In più
Ci dovranno spiegare, aggiunge ancora l'assessore, come in Sicilia, dove ci sono circa 3.000 concessioni, si riusciranno a fare 3.000 gare, a evidenza pubblica entro i termini previsti. Insomma, il rischio del cosiddetto caos per l'assegnazione delle coste è più che concreto, anche perché gli avvisi dovranno essere pubblicati almeno 12 mesi prima della scadenza delle concessioni attuali e quindi entro il 31 dicembre 2022. L'assessore Cordaro così spiega. Nelle conferenze regionali con tutti gli assessori al demanio marittimo ho chiesto che vengano fissati dei diritti di prelazione per gli attuali concessionari in ragione del know-how per il fatto che hanno fatto importanti investimenti. Spero che in fase di decreto di conversione si tutelino le attività siciliane piuttosto che favorire l'accaparramento delle migliori spiagge della Sicilia da parte di multinazionali russe e cinesi. Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, tra i criteri per la scelta del concessionario ci dovrebbe anche essere l'esperienza tecnica e professionale già acquisita, comunque tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori. Occorrerà anche tenere conto dei soggetti che nei 5 anni antecedenti l'avvio della procedura hanno utilizzato la concessione come prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare e prevedere clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente. Insomma, in teoria dovrebbero essere tutelate le realtà piccole che hanno un pregresso, ma i balneari sono già in agitazione. Il recente provvedimento del Consiglio dei Ministri, afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia all'ARAS, Tommaso Calderone, rischia di mettere in ginocchio migliaia di concessionari. Che ha una concessione dopo la gara, se non aggiudicatario, sarà costretto ad abbandonare un lido dove magari ha fatto ingenti investimenti. Bisogna intervenire sul contenuto dei decreti per tutelare le micro, piccole e medie imprese. Racket Addio Pizzo lancia un nuovo allarme. Vediamo. Ancora oggi c'è chi continua a pagare le estorsioni e a non denunciare. Addio Pizzo lancia un nuovo allarme e precisa: su questa tendenza riteniamo tuttavia debba essere riformulata la narrazione pubblico-mediatica. Eccola. C'è chi paga per paura, ma soprattutto c'è chi lo fa per convenienza economica e contiguità culturale. Una narrazione amara, nonostante arresti, processi, imprenditori e commercianti ritengono ancora conveniente scendere a patti con i mafiosi. Ma per quale motivo? Scrive Addio Pizzo in occasione dell'ultima sentenza contro i boss della provincia, nel processo in cui si sono costituiti parte civile i titolari di un ristorante di Finale di Pollina con il supporto della stessa associazione. Emerge ormai a più riprese dalle indagini una relazione di contiguità fra molti operatori economici, persone offese dal reato di estorsione e Cosa Nostra. Si tratta di commercianti e imprenditori che in cambio del pizzo pagato instaurano con la criminalità organizzata relazioni di convenienza e di scambio di favori. Addio Pizzo ricorda il caso di Brancaccio, area in cui, al di là della incessante opera di repressione di magistrati e forze dell'ordine, del lavoro di poche realtà sociali e scolastiche, il territorio è caratterizzato da una forte relazione di contiguità culturale ed economica tra vittime ed esattori. Lo scorso anno, a fronte di più di 200 casi evidenziati dalle indagini, si sono registrate denunce che si possono contare sulle dita di una mano. Eccoli gli scambi con i mafiosi. C'è chi paga il pizzo e non denuncia perché si rivolge ai suoi stessi taglieggiatori per evitare che concorrenti aprano nel suo stesso rione. C'è chi paga le estorsioni e non denuncia perché è appartenente alla stessa organizzazione mafiosa. E c'è ancora chi paga e non denuncia perché la messa a posto la corrisponde all'estorsore, che suo cugino o suo genero. C'è chi paga il pizzo e non denuncia perché si rivolge al suo stesso taglieggiatore per recuperare crediti presso terzi. E c'è chi paga e non denuncia perché interpella i suoi aguzzini per dirimere vertenze con i propri dipendenti o risolvere problemini di vicinato. Eccolo il racconto della Palermo dolente proposto proprio da Addio Pizzo. Bisogna rilanciare un racconto diverso da quello di questi anni, spesso caratterizzato dall'alternanza di posizioni trionfalistiche e letture catastrofico drammatizzanti, prosegue l'analisi dell'associazione anti-racket. In realtà il contrasto al fenomeno estorsivo negli ultimi 18 anni a Palermo, a parte i casi significativi ma circoscritti di storie di ribellione collettiva come quella nel 2008 a San Lorenzo con le 5 operazioni di Addio Pizzo, nel 2009 nell'area industriale di Carini, nel 2014 a Resutana con l'operazione Apocalisse, nel 2016 in via Maqueda con le denunce dei commercianti
commercianti bengalesi 4 anni dopo. Un segnale importante anche arrivato dalla Borgo Vecchio con l'operazione Resilienza ci dice che il trend di collaborazione e denuncia è rimasto più o meno costante senza registrare diminuzioni o incrementi esponenziali. Il bilancio di questa lunga stagione parla di diverse centinaia di denunce, dimostrano come rispetto ai tempi bui in cui fu assassinato Libero Grassi esista la possibilità di denunciare, ma il finale non è tutto a lieto fine. Esiste la possibilità di denunciare, scrive Addio Pizzo, malgrado in talune situazioni la burocrazia del Comitato di Solidarietà delle Vittime di Mafia del Ministero dell'Interno non dia risposte concrete e rapide come meriterebbero le stesse vittime. Passano anni prima che arrivi il risarcimento. Il caso più drammatico è quello di Santo Lobocchiaro, uno dei 2 commercianti di Brancaccio che ha denunciato il Pizzo nel 2016. Nonostante 2 sentenze d'appello, Lobocchiaro non ha ricevuto neanche €1 di risarcimento ed è dovuto andare via da Palermo in cerca di un nuovo lavoro. Smantellata Florida attività di spaccio a Messina, in carcere 2 uomini e una donna. I dettagli nel servizio. I poliziotti della questura di Messina hanno eseguito nella mattinata odierna 3 misure cautelari in carcere emesse dal GIP presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I provvedimenti cautelari eseguiti dal personale delle volanti e della squadra mobile della questura riguardano 3 individui, 2 uomini e una donna, dediti, secondo l'accusa, allo smercio di sostanze stupefacenti all'interno sul viale Giostra di Messina. Le evidenze emerse dal lavoro di prevenzione e controllo del territorio svolto dagli agenti delle volanti della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Messina, hanno permesso di delineare i contorni e svelare i dettagli di una fiorente e consolidata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, considerate pesanti, cocaina e crack, che i 3 soggetti erano riusciti a mettere in piedi. 2 abitazioni infatti poste a breve distanza l'una dall'altra ed entrambe protette da efficienti sistemi di videosorveglianza erano in grado di esaudire le richieste dei numerosi assuntori che soprattutto in orari serali e notturni si presentavano all'isolato 13 per acquistare stupefacente. Le contestazioni mosse ai 3 arrestati si sostanziano in ripetute cessioni di cocaina e crack per tutte le tasche, viste che le richieste di consumatori andavano dalla cocaina da sniffare a quella da fumare, per importi che oscillavano tra i 10 e i 50 euro. I servizi di controllo del territorio eseguiti dai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno consentito di tratteggiare un protocollo ormai consolidato, accertando plurime cessioni di sostanze stupefacenti e segnalando altrettanti giovani assuntori al locale ufficio territoriale del governo. In auto oppure a piedi, alcuni consumatori preferivano acquistare in un'abitazione sita al piano terra, in cui, tramite la finestra della camera da letto, in 2 o 3 minuti la coppia dei arrestati prima riceveva il denaro, per poi cedere la sostanza. Gli assuntori, se necessario per saldare l'acquisto delle dosi, potevano anche offrire oro in permuta. Altri invece decidevano di recarsi in un secondo stabile, nel quale ad operare era il terzo soggetto arrestato, che era riuscito a edificare un vero e proprio fortino, sbarrando l'accesso alle visite indesiderate delle forze dell'ordine tramite grate ed una solita cancellata posta all'interno delle scale condominiali. Qui l'uomo, che da taluni si faceva chiamare lo zio, attraverso le sbarre del cancello, che non osava aprire per alcun motivo, riceveva le ordinazioni dei clienti e poi in pigiama e ciabatte, dopo essere rientrati in casa a confezionare lo stupefacente, soddisfava le loro richieste. Le risultanze investigative hanno portato all'emissione delle 3 ordinanze cautelari in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, a carico di 3 individui già noti alle forze dell'ordine. Ultimate le incombenze di rito, i 3 arrestati sono stati condotti in carcere. Seminari per i docenti della Sicilia su educazione civica e salute, bene comune. Vediamo. Si è svolto lo scorso 14 febbraio il primo dei 4 webinar relativi all'educazione civica e alla salute del bene comune. L'iniziativa è rivolta ai docenti di 249 istituti superiori di secondo grado della Sicilia e promossi nell'ambito dell'accordo triennale di collaborazione firmato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,
detto USR, Rete Civica della Salute, e conferenza dei comitati consultivi delle aziende sanitarie e ospedaliere. L'apertura istituzionale del webinar è stato curato da Barbara Floridia, sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, per la quale il modello di attività proposto è un esempio di best practice per poter esportare anche nel resto d'Italia. Il seminario ha registrato l'intervento di Bernardo Giorgio Mattarella del Comitato Tecnico Scientifico per l'Educazione Civica del Ministero dell'Istruzione. Hanno introdotto le relazioni Stefano Suraniti, direttore dell'USR Sicilia, Pier Emilio Vassa, coordinatore regionale RCS, Pre Francesco Rizza, presidente conferenza CCA, Bernardo Moschella, dirigente dell'USR Sicilia, e Ignazio Testoni, docente assegnato dell'USR Sicilia su progetti nazionali. Il webinar è proseguito con il masterclass di Guido Chiarelli, coordinatore nazionale dei sociologi della salute, e le relazioni di Anna Maria Di Falco come riferimento civico della salute e dirigente scolastico formatrice di Emilia Germanà, riferimento civico della salute di Palermo ed esperta, e Maria Grazia Romano come referente della scuola RCS e docente. I prossimi appuntamenti via webinar si terranno il 23 febbraio con l'approccio One Health, il 1 marzo sull'ambiente, il 9 marzo relativamente alla comunicazione, con inizio nel pomeriggio alle ore 15. Si avvicina la festa di San Gerlando, ecco il programma e le iniziative legate al santo patrono di Agrigento. Arturo Cantella. È stato reso noto dalla diocesi di Agrigento il programma relativo alle celebrazioni che si svolgeranno in occasione della settimana di San Gerlando, patrono della diocesi e della città di Agrigento, festeggiato nel giorno del 25 febbraio. Domenica 20 febbraio, presso il Mudia, Museo Diocesano, si svolgerà il percorso gerlandiano, mentre alle ore 17 presentazione delle nuove acquisizioni. L'accesso ovviamente sarà col Green Pass nel rispetto delle normative Covid. Nella giornata di martedì 22 febbraio alle ore 18 si svolgerà la benedizione della nuova cattedra. La liturgia è presieduta dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Nella giornata di mercoledì 23 febbraio alle ore 8:30 presso la chiesa Santa Maria dei Greci ci sarà la celebrazione eucaristica e l'adorazione fino alle ore 12, mentre alle ore 19 si svolgerà la contemplazione musicale a cura dell'associazione musicale Amici della Musica di Raffadali. Anche lì l'accesso sarà col Green Pass. Giovedì 24 febbraio alle ore 19 la messa pontificale presieduta dall'arcivescovo Alessandro Damiano con le comunità di Ravanusa e Agrigento, quindi l'offerta dell'olio per la lampada di San Gerlando da parte del comune di Ravanusa, la preghiera del comando della polizia municipale della città di Agrigento. Nella giornata di venerdì 25 febbraio alle ore 10 si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale Don Giuseppe Cumbo. Quindi alle ore 17 la messa pontificale con le ordinazioni diaconali presieduta dall'arcivescovo Alessandro Damiano. L'ingresso è riservato ai soli invitati. Inoltre, in occasione delle celebrazioni in onore di San Gerlando, patrono della diocesi, è stato organizzato un percorso permanente che attraverso le reliquie e reliquari, le opere artistiche e devozionali permetterà di avvicinarsi alla vita e alla figura del vescovo che riorganizzò la diocesi all'inizio del secolo XI con l'arrivo del conte Ruggero e dei Normanni. Il percorso si snoderà dalla cattedrale al museo diocesano, prevedendo la visita all'urna di San Gerlando custodita nella cattedrale e nella cappella chiaramontana. L'urna è un emblematico monumento della fede cristiana agrigentina, a testimonianza del profondo sentimento religioso del popolo agrigentino verso il patrono. Il reliquiario, un tempio arricchito da 6 formelle che narravano la vita del santo, costituendo una testimonianza non solo artistica, ma anche storico-documentata e agiografica. Nella torre campanaria della cattedrale sono esposte 3 storiche matrici incisorie con diverse raffigurazioni di San Gerlando utilizzate per divulgarne la memoria e la devozione.
Il percorso sarà inaugurato domenica 20 febbraio alle ore 17 al Museo Diocesano con la visita alle opere e si concluderà in cattedrale alle ore 19 dove si svolgerà la celebrazione eucaristica. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Lo storico, politico e sindacalista Francesco Renda oggi avrebbe compiuto 100 anni, è nato a Cattolica Eraclea nel 1922. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ricorrono oggi i 100 anni della nascita di Francesco Renda, tra i maggiori intellettuali siciliani del Novecento. Nacque a Cattolica Eraclea, a provincia di Agrigento, il 18 febbraio del 1922. Fu famoso storico, sindacalista, politico ed eletto per 5 legislature di fila come deputato regionale, una volta anche senatore. Nel video il ricordo dello scrittore Lorenzo Curriere e del primo cittadino di Cattolica Borsellino. Francesco Renda era da poco ritornato dal servizio militare ed era venuto a Cattolica. Come mi ha raccontato in una intervista, alcuni compagni di Cattolica, non appena hanno saputo che era ritornato dal servizio militare, sono andati a casa sua a incontrarlo e a proporgli di guidare la istituenda sezione del Partito Comunista. Più che altro non si trattava, mi diceva il professore Renda, di una vera e propria sezione del Partito Comunista, ma si trattava di un'alleanza tra comunisti, socialisti, per poter formare un blocco del popolo e poter vedere che cosa c'era da fare per avere le terre in concessione. La sua attività fu all'inizio attività di sindacalista. Poi è stato invitato a candidarsi, è stato un po' titubante e poi si è candidato per 5 volte di seguito, è riuscito ad essere eletto alla regione siciliana. Poi si è portato come senatore per una legislatura. Alla fine di questa legislatura il richiamo dell'università, il richiamo agli antichi studi, lo hanno spinto ad abbandonare la vita politica e a dedicarsi innanzitutto all'università. Ai giovani d'oggi e a noi tutti, anche meno giovani, ha lasciato un insegnamento abbastanza importante. Ci ha fatto conoscere innanzitutto le radici di quello che è stato il fenomeno mafioso e nello stesso tempo ha sempre esortato i giovani a non assuefarsi, a non chinare il capo di fronte alla mafia, ma a parlarne. Siccome era impegnato nella politica provinciale e regionale, e si allontanò da Cattolica, guidava il movimento dei minatori, a Palermo continuava con l'università e qualche altra organizzazione sindacale, e per cui il progetto di un attentato nei suoi riguardi, per quello che mi hanno detto, non posso essere certo della situazione, sfumò. Francesco Renda è stato un illustre personaggio nella nostra comunità in cui siamo orgogliosi. È stato un politico fino al 72, io l'ho conosciuto poco, ma è stato un grande storico e filosofo. E siamo veramente orgogliosi di avere questi personaggi, che Cattolica ne abbiamo tanti. Parole di ringraziamento per quello che è stato uno che ci ha formato sia culturalmente, e ancora oggi prendiamo spunti dei suoi libri, della sua storia e della sua cultura. Intanto il Palazzo Comunale Cattolica Eraclea nel 2014 è stato intitolato proprio a Francesco Renda, è un significato. Se non era una figura di questa statura, di questa cultura, non sarebbe mai stato intitolato a Francesco Renda. Purtroppo quest'anno, a causa della pandemia, non si può organizzare nessun evento e sarà sempre nei nostri sogni ricordare il professore Renda come personaggio che ha dato tantissimo a livello culturale. Comune di Messina, il commissario ancora non c'è, ma ha già i primi compiti, dovrà riesaminare bilanci e piano di riequilibrio. Vediamo.
Ancora è tutto in divenire, perché così come tutte le altre delibere proposte dalla Giunta, anche quella che riguarda il piano di riequilibrio dovrà essere trattata dapprima in Commissione per il necessario esame e approfondimento, dopodiché il Consiglio Comunale dovrà valutarlo e quindi approvarlo o meno. Nel caso in cui la nuova rimodulazione dovesse essere approvata dal Consiglio Comunale, il nuovo piano di riequilibrio dovrà essere valutato dalla competente Commissione presso il Ministero degli Interni e definitivamente dalla Corte dei Conti. Guardi, l'unico tempo definito rispetto al piano di riequilibrio è il termine di 120 giorni che la legge assegna al Consiglio Comunale per votare, quindi per esaminare e votare l'atto. Dopodiché sulla restante parte dell'iter non ci sono dei termini stabiliti dalla legge, ma l'abbiamo visto in questi anni. Ricordiamo che questa è l'ennesima rimodulazione di un piano riequilibrio addirittura presentato dal commissario Croce nel 2012. L'avere ripresentato la rimodulazione, io ancora non conosco il merito di questa delibera, quindi non mi esprimo. L'averla ripresentata ovviamente fa ripartire l'iter. È chiaro che è un momento difficile per il Comune, perché il Consiglio Comunale, che comunque dal primo minuto non ha mai avuto timore di assumersi le proprie responsabilità, in un clima di campagna elettorale che per la verità con questo sindaco non è mai mancato, dovrà assumere la decisione più opportuna nell'esclusivo interesse dell'ente comunale. Ma noi, come dire, a me personalmente le sfide non le temo, anzi devo dire che mi stimolano ulteriormente. Calcio, campionato di promozione, risultati della 24esima giornata ed i prossimi appuntamenti con Francesco Milano. Questi risultati portati a casa dalle squadre siciliane che giocano nel campionato di Serie D. Il Giarra ha battuto il Cavese per 1-0, mentre la partita tra il Santa Maria Cilento e la Cireale si è conclusa con una vittoria dei siciliani ai danni dei padroni di casa, che possono dunque mantenere salda la loro seconda posizione in classifica. Non sono tuttavia mancate le sconfitte. Il Biancavilla ha perso contro il Real Aversa per 0-3, il Licata contro il Lamezia per 0-1 e il San Cataldese per 1-2 contro il Cittanova. Quella appena archiviata è la 24esima giornata. Dura la sconfitta in casa per il Licata, complice anche il fatto che i giallo-blu siano rimasti in 10 dopo la doppia ammonizione di Cappello al 24esimo. Adesso la classifica vede in testa la Lucana Gelbison con 49 punti, seguita a soli 3 punti dalla Cireale. Il Lamezia invece, dopo la vittoria contro il Licata, sale in terza posizione. Prossimo appuntamento a domenica prossima, 20 febbraio alle 14:30 per la 25esima giornata di campionato. Abbiamo già le formazioni, giornata fredda, lì oltre anche una leggera pioggerellina. Parto dalla formazione ospite che schiera Lai, Corapi, Sabazzino, Rusescu, Tringali, Tipaldi, Sirignano, Maimone, Miliziano, Bollino e Umbaca. In panchina Gentile come secondo portiere, poi Miceli, Salandria, De Marco, Abercon, Schimmenti, Terranova, Dadalt e Amenta. Mister Pippo Romano invece schiera il classico 3-5-2 che tanto bene, tante gioie ha dato in questo campionato, schierando in porta Truppo, poi difesa 3 con da destra Calaiò, poi al centro Brunetti e a sinistra Orlando, linea di centrocampo al 5 che vede a destra il classe 2001 Mazzamuto, poi il 2003 Stefano Currò, a dirigere il centrocampo c'è Cristian Caccetta, poi Candiano e a sinistra Cappello, tandem d'attacco i bomber Minacori e Samaché. Pallone filtrante che arriva a Samaché, Samaché prova a volarsi verso la porta, Corapi va a disturbarlo, il cross di prima, secondo palo, Cappello non ci arriva, che la tiene comunque in campo, palla però persa dal Licata, Maimone. Attenzione, fallo e giallo, primo ammonito della gara e una scorrettezza di Cappello arriva dopo 4 minuti e 40 secondi, fallo a palla lontana, la testa Salandria, campanile, di testa la tocca Maimone, Umbaca non va tanto distante dalla trasversale, quindi al 12° minuto, prima occasione anche per il Lamezia. La sfera, circondato da 2 avversari, riesce a liberare, poi Caccetta di prima per Cappello, anzi per Minacori, scusate, in posizione regolare, ancora Minacori, siamo al limite dell'area, entra palla per Cappello che chiude troppo il mancino, andando a sbagliare un'azione importantissima appunto per poterla colpire di testa. Infatti c'è il lancio lungo ma Brunetti svetta più alto, poi pallone che arriva a Tipaldi e impegna Truppo, un tiro non irresistibile. Truppo però non si è fidato e ha mandato in corner. Prima si continua a giocare, a sinistra c'è
Tipaldi, cross in mezzo, Rusescu trova il tempo giusto ma non centra la porta, era Caccetta. Si libera di un avversario, ancora per Candiano, pallone filtrante per Samaché, posizione regolare, Samaché la mette in mezzo, Lai salva ed è corner per il Licata con Samaché che ha avuto un controllo non perfetto. Arriva il cross, primo palo, la tocca Umbaka, palla che arriva a Cappello che la cicca però, permettendo a Miliziano di recuperare, poi c'è fallo, attenzione, finisce qua la gara di Alessandro Cappello. Già ammonito, un intervento secondo il direttore di gara pericoloso, doppio giallo secondo me, generoso il primo, altrettanto generoso il secondo. Che bravo Samaché però a recuperare la sfera, ma Sirignano è bravo ancora una volta a recuperare il pallone, attenzione, Bollino, il cross di prima intenzione, Rusescu, lo stop, il tiro, il gol. Gran gol del Lamezia con Raul Rusescu che si sblocca il risultato al Dino Liotta al minuto 42, assist di Bollino e gran gol di controbalzo di Rusescu. Minuto 42, ribadiamo, memoria per Bollino, altro passaggio in volée per Maimone che in aria, cross all'indietro, Umbaka la gira male, debole, e indicazione in aria, arriva il fischio, il cross di Candiano, Brunetti prova a girarla, Curro dal limite di controbalzo, palla che si alza però, non centrando lo specchio della porta. Oh! Il cross tagliato di testa Sabatino, il palo pieno del Lamezia e poi il tiro di Tringali che va lontano dallo specchio al minuto 58, propone, riceve la sfera, pallone che va di nuovo Orlando, Candiano di prima. Il cross in mezzo, Samaché di testa, centrale, parata abbastanza semplice per Lai, non è riuscito a trovare l'angolo Samaché sull'ottimo cross di Caccetta. Urroggio ammonito, non può intervenire, attenzione al rimpallo per Trincali, pallone che arriva a Terranova, posizione regolare, Truppo in due tempi, provvidenziale. Di prima Samaché per Gheie, la chiusura puntuale di Sabatino. Poi Samaché recupera il pallone ma non c'è nessuno nel cuore dell'aria, Minacori, il destro! Il miracolo di Lai! Tiro a incrociare di Minacori, potente e preciso, ma Lai ha compiuto un vero miracolo. Maimone, palla Rusescu e al limite la chiusura di Orlando, ancora Rusescu riesce a toccare per Maimone, da Dalt, palla sul destro, il tiro a giro che si perde fuori di 1 metro alla sinistra di Truppo. Va Minacori, il cross in aria, Samaché la gira però non trova lo specchio e quindi pallone che si perde ben alto sopra la traversa, perché c'è il triplice fischio, game over e il Lamezia espugna lo stadio di Licata 1-0 grazie alla rete di Rusescu al 42esimo del primo tempo. Nulla ha potuto il Licata, che ci ha provato con l'uomo in meno a ristabilire le sorti senza però centrare l'obiettivo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.